La chiesa oggi celebra San Floriano. Il nome Floriano ha origine latina e significa appartenente a Floro. Oggi, 17 dicembre, si celebra la giornata internazionale dello sciroppo d'acero. Liquido zuccherino ottenuto bollendo la linfa dell'acero da zucchero e dell'acero nero. È il terzo dolcificante naturale meno calorico e viene ampiamente utilizzato nei paesi freddi, sia per le proprietà energetiche che per quelle depurative. I primi metodi di raccolta della linfa dei nativi americani prevedevano un taglio a forma di V nella corteccia, nella quale veniva inserito un pezzettino di legno che avrebbe permesso la fuoriuscita della linfa. Le donne indigene l'avrebbero successivamente messa in vasi di terracotta sul fuoco, fino a trasformarla in sciroppo. È Un Natale da cani, il primo episodio della serie animata I Simpson, trasmesso il 17 dicembre del 1989 sul canale Fox. I 13 episodi della prima stagione ne decreteranno l'immediato successo, conquistando milioni di fan in tutto il mondo. Ma sapete cosa sono i campionati di speed cubing? Si tratta di una vera e propria disciplina sportiva che consiste nel risolvere il celebre cubo di Rubik nel minor tempo possibile. Dal 1974, infatti, questo cubo non ha mai smesso di incuriosire e di far appassionare giocatori in tutto il mondo, ed è per questo che ogni anno si tiene un vero e proprio campionato nazionale organizzato dall'associazione Cubic Italy, che elegge il campione italiano di speed cubing. Buongiorno ai 12, oggi il protagonista della giornata è la Luna che dallo Scorpione fa un trigono meraviglioso a Giove in Cancro e a Nettuno e a Saturno in Pesci. Cosa succede nello zodiaco? Andiamo a vedere. Ariete, questo Marte vi stuzzica, vi potenzia, ma ancora non sapete direzionare le energie, quindi tentate di canalizzare in un progetto e la vostra frenesia d'azione di indirizzarla verso qualcosa di costruttivo. Ottimo in amore. Toro, per voi la giornata si avvale sempre della forza di Marte che vi rassicura un bel po', ma anche i trigoni amici di Nettuno e Saturno fanno più sopportabile l'opposizione della Luna con Urano, che vi crea sì un po' di tensione affettiva, ma molto ben bilanciata e recuperata, quindi qualunque scontro potrebbe trasformarsi in un chiarimento. Gemelli, per voi la giornata oggi vede ancora quel fastidioso Mercurio in opposizione, quindi per adesso i dialoghi non vi riescono bene, l'amore è sempre una sfida, ma quello che è importante è che il fatto che Mercurio non formi aspetti e lo rende isolato, vi lascia soli con dei pensieri da analizzare, senza troppo dovervi sforzare per capire quali siano le direzioni. Magari un confronto più sereno col partner vi aiuterà a capire meglio la situazione. Cancro, siete tra i protagonisti di questa giornata, con un Giove bellissimo che dialoga sia con Saturno e Nettuno, ma anche con una Luna e Scorpione oggi sorprendentemente creativa. Oggi siete davvero paghi e sazi di tutta una serie di risultati conquistati, avete finalmente chiarito con il partner e per i singoli sembra essere una giornata magica per degli incontri. Leone, giornata oggi che vede tutta questa potenza planetaria retta dalla Luna scorrere, tutto si muove intorno a voi, anche l'amore, i nuovi incontri, tutto. Eppure c'è qualcosa di stonato di sottofondo, è la quadratura della Luna che vi fa sentire comunque un retrogusto amaro in ogni cosa, qualcosa forse del passato o un decorso di un rapporto che proprio non capite come possa essere declinato. Vergine, per voi oggi è una giornata in cui la Luna vi farà parlare molto e soprattutto vi farà stringere degli accordi lavorativi che vi daranno agio, anche il rimandare o postdatare alcuni pagamenti che sembravano incombenti, quindi oggi gioite perché è una bella giornata di organizzazione tattica. Del resto Marte in trigono in Capricorno, quindi non vi mancherà tattica né strategia né furbizia.
Bilancia, giornata oggi che vede una luna davanti a voi, tessere delle trame che vorreste afferrare proprio con le mani. Marte ve lo impedisce, o almeno in tempi brevi, per cui pazientate e aspettate un po', ci sono delle promesse che verranno mantenute a scapito di qualcuno che invece non è stato proprio coerente. Scorpione, giornata oggi che vi vede protagonisti ancora una volta, proprio perché la luna nei vostri gradi sta tessendo nel cielo delle trame di infinito. L'opposizione con Urano fa sottendere un leggero nervosismo di fondo, ma ci sono dei recuperi d'aspetto talmente importanti che se riuscite a dimostrarvi di saper andare oltre ad alcune vostre paure, ad alcune vostre tensioni, vi darà dei risultati eccezionali. Sagittario, per voi oggi è una giornata che prosegue cercando un dialogo che però avete difficoltà a trovare. Sole e Venere stanno discutendo con Saturno e Nettuno se si può procedere ancora nel rapporto con le stesse basi di prima. Forse dovrete cambiare qualcosa, parlatene col partner. Capricorno, una giornata davvero molto piena, con tutti gli impegni che Marte in questo momento vi dà, anche la Luna che vi fa avere degli incontri con più persone, dei meeting, delle consulte, dei briefing con qualcuno del vostro staff che vi aiuterà a fare il punto della situazione. In amore è proprio ottimo e voi sembrate voler essere sempre più sperimentalisti. Acquario, giornata oggi veramente molto interessante, seppure la Luna crea un po' di fastidio emotivo, sicuramente l'accordo tra Plutone e Urano fa in modo che voi di sottecchi riusciate a muovervi elegantemente tra una serie di tensioni dribblandole tutte e vi sentirete un po' furbamente geniali. Degli intrighi in amore vi mettono ancora una volta in gioco. Pesci, per voi oggi la giornata sembra magica proprio perché la Luna col suo tessere trigoni nello zodiaco vi porta, nonostante i problemi del quotidiano e ancora alcune difficoltà al lavoro, vi porta a disegnare dei progetti veramente molto importanti. Oggi potrebbe essere una bella giornata perché qualcuno vi dica sì e vi assicuri una parte di futuri desideri che diventeranno realtà. In bocca al lupo. Davanti a 5 spettatori alle 10:35 del 17 dicembre del 1903, i fratelli Wright, due tipografi dell'Ohio con la passione per i modellini di aerei, eseguirono il primo volo storico di un velivolo a motore, seguito da altri 3 tentativi riusciti, l'ultimo volando per circa 2 chilometri. Alla fine di una relazione, dopo un brutto colpo sul lavoro, oppure quando un amico ci tradisce, in questi casi potrebbe essere necessario fare chiodo schiaccia chiodo. Sta a significare che per dimenticare un fatto o una persona dobbiamo sostituirlo per avere la forza di andare avanti. Ed è così che un vecchio chiodo arrugginito che rappresenta il passato, anche quando doloroso, viene rimpiazzato con uno nuovo di zecca. Oggi i matti sono 2. Parliamo dei fratelli Wright che eseguirono il primo volo storico di un velivolo a motore. Pensate, non erano riusciti a finire le scuole e non frequentarono neanche l'università. Si dedicarono invece alla progettazione di macchine da stampa e a invenzioni come quella del treno a contropedale per le biciclette. Quest'ultima impresa permise loro di ottenere i fondi necessari da investire nell'aviazione. Ci salutiamo con la frase del giorno. Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore. Ed è con leggerezza che atterriamo su questo nuovo giorno che sta per iniziare, sempre pronti per tutto quello che di bello la vita ci offre. Ci vediamo domani. Buona giornata dalla vostra Martina.